Il confronto è stato difficile e anche lunghissimo, ma alla fine la decisione è stata presa. Il Palio si correrà. La manifestazione, come già era stato annunciato, si farà il 19 settembre. Assessore, come si è arrivati a questa decisione? Ci siamo arrivati tutti insieme, come volevamo, come abbiamo detto che sarebbe stato necessario, un confronto lungo ma sereno, trasparente e che ha portato a una decisione unanime di fare il Palio il 19 settembre. Sarà un Palio un po' diverso questo del 2021? Sarà un Palio nuovo, sarà un Palio inedito, sarà un Palio che dovrà fare i conti con le normative che sicuramente anche a settembre non saranno come quelle che abbiamo conosciuto fino al 2019, ma sarà un Palio che prevedrà sicuramente la rievocazione storica, anche se probabilmente solo allo stadio, e poi il momento della corsa e ovviamente prima tutte le cerimonie e tutto quello che ruota intorno alla manifestazione. Questi aspetti sono ancora tutti da definire di fatto. Da definire in un prossimo comitato Palio a brevissimo, si è presa la decisione, adesso va declinata negli aspetti pratici, sapendo che su alcune cose potremo avere più flessibilità, su altre invece dobbiamo programmare sin da adesso. Sabato si inizia con la prima manifestazione in piazza in ricordo della battaglia. Sabato festa regionale della Lombardia, anniversario della battaglia, avremo il carroccio in piazza e sarà, spero, sono sicuro, una bella festa per tutti i legnanesi, perché insomma vedranno il carroccio in piazza, ci sarà la consegna dei brevetti e le reggenze del 2020, cerimonia che era saltata l'anno scorso, e una serie di iniziative per riavvicinare la città, la comunità al carroccio e quindi anche al mondo del Palio. Grazie all'assessore Guido Bragato, da Palazzo Malinverni è tutto.